Ciao a tutti, ciao da Marco Testoni e da Dillo te. Massimo Privitera, ciao a tutti, mi sono autopresentato stavolta. Allora, questa è una nuova puntata di Soundtrack City, questa volta lo speciale dedicato ai Nastri d'Argento. I Nastri d'Argento sono una manifestazione storica della nostra cinematografia. Diciamo che allora, è il più antico premio cinematografico italiano, assegnato sin dal 1946 dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, cioè SNGCI. La presidente, peraltro, che è Laura Dellicolli e che probabilmente sarà nostra ospite tra qualche giorno, mi ha ricordato questo fatto in nostra ultima intervista, che effettivamente è più antico come premio del Davide di Donatello. Sì. E aggiungo io che normalmente si svolge a Taormina, ma in altre situazioni si è svolta anche a Roma, almeno all'inizio a Sorrento, e una volta addirittura a Firenze a sostegno delle vittime dell'alluvione, quasi in solidarietà di questo. Quindi sta nella storia italiana i Nastri d'Argento da un bel pezzo, ecco così. Dici qualche altra cosa, Massimo, ad esempio, su quelli che saranno gli ospiti che ci saranno oggi, ad esempio? Oggi abbiamo un parterre di quelli straspettacolari, come è stato d'altronde per la diretta fatta da Davide Donatello, ma oggi abbiamo molti compositori, tra cui alcuni candidati a quello dei Nastri d'Argento del 2020. Parliamo ovviamente miglior colonna sonora e miglior canzone originale. Avremo anche altri candidati in altri reparti, montaggio, suono. Comunque avremo tanti ospiti, tra cui anche una donna questa volta. In mezzo a tanti uomini avremo una donna, ma che donna? Elena Sofia Ricci, che ha vinto 3 volte il Nastro d'Argento come miglior attrice, sia principale che non protagonista. Avremo questo gruppo di personaggi di un certo rilievo, molti compositori, Pasquale Catalano, Lele Marchitelli, Luis Siciliano, Giuliano Ottaviani. Avremo anche un famosissimo fonico di colonne sonore, Goffredo Gibellini. Avremo anche 2 autori di canzoni, Nelson e Ralph P, che avevamo già intervistato durante i Davide Donatello, la nostra diretta, e tante altre sorprese. Veramente avremo anche un montatore, peraltro, che è in nomination, Patrizio Marone, che è in nomination e che sarà il prossimo ospite di Soundtrack City della prossima domenica con l'intervista monografica. Per la prima volta non un compositore, ma un montatore, che è una figura cardine per chi le colonne sonore le deve scrivere, come si sa bene. Senti, allora io farei spazio ai nostri primi 2 ospiti. Allora li facciamo entrare. Allora, ci dividiamo in 4, ci facciamo in 4. Vedi che ho cambiato tutta l'estetica dell'inquadratura. Allora, prima facciamo entrare, eccolo qui, Giuliano Taviani. Ciao Giuliano. Ciao Giuliano. E poi al suo fianco, poi spiegheremo perché, eccolo lì, Goffredo Gibellini. Ciao a tutti, benvenuti alla Digital Records. Yeah. Devo dire a Giuliano che ha il microfono spento, come nella migliore diretta di Pippo Baudo. Esatto, Giuliano, attivati il microfono. Giuliano, esatto. Stupendo, grazie mille. L'importante è che non era Goffredo col microfono spento, che sarebbe stato bellissimo. Dalla Digital Record. Record senza audio, che è meraviglia della meraviglia, un fonico senza audio. E come tante altre cose. Dopo questa cavolata abbiamo questi fior di ospiti che ci parleranno di un film, tra l'altro nominato non solo ai Nastri d'Argento, ma è stato già nominato anche ai Davide Donatello, che è Figli, ultima opera purtroppo di Mattia Torre, che doveva curare la regia, ma è venuto a mancare poco prima delle riprese, e poi sono state passate al suo aiuto regista, che poi ha filmato il film. E Giuliano, insieme a Carmelo Travia, che è il socio di merende di Giuliano, il mio conterraneo, ha fatto le musiche, e Goffredo ne ha gestito, diciamo, la parte poi finale, conclusiva del mixaggio e della messa in opera poi sul film.
Vuoi fare una domanda, Marco? Ho parlato abbastanza io già. No, guarda, allora io volevo fare una domanda a tutti e due. Allora, inizio da Giuliano. Tu, ovviamente, Giuliano, di colonne sonore ne hai fatte decine, peraltro sì, ricordo che Giuliano prossimamente sarà ospite con una nostra intervista nel mese di luglio, proprio con una monografica, quindi non voglio anticipare molti temi che magari di cui parleremo in questa monografica con lui. Allora mi voglio concentrare soprattutto su questa colonna sonora. Ci parli un po' di questa colonna sonora, come è nata, su che si basa, da cosa ti sei lasciato ispirare? Sì. Certo, la colonna sonora, come avete detto, è l'ultima, scusate, il film, la sceneggiatura, è l'ultima sceneggiatura di Mattia Torre, che avrebbe, come diceva Massimo, avrebbe dovuto fare la regia, purtroppo poi invece è venuto a mancare e quindi non si è fermato lì il suo percorso con questo film. È stata bravissima la produzione, è stato bravissimo il regista, spero che anche noi tutti quanti, diciamo i collaboratori, abbiamo dato sicuramente il massimo per cercare di portare a termine quest'opera che secondo quello che avrebbe pensato, avrebbe voluto Mattia, lo conoscevamo tutti molto bene e quindi è stato un lavoro meraviglioso. Certo, meraviglioso è una parola grossa perché chiaramente c'è molta malinconia e molta tristezza, ma lavorare quando succedono queste cose ed è morto proprio quando si stava iniziando a girare, quindi sul set vi potete immaginare che clima, che atmosfera sentire, esatto. Questo probabilmente si sente secondo me anche nella visione del film. Ce l'abbiamo messa tutta, con Goffredo sono appunto, non so, 25 anni che ci sopportiamo, il mio di Carmelo, ma il 95-99% di musiche, di colonne sonore le abbiamo fatte con Goffredo, e quindi sono felice appunto di aver spartito anche quest'ultima esperienza così forte, emotiva con Goffredo, che chiaramente conosceva anche lui bene Mattia. Peraltro tu, Giuliano, questo poi ne parleremo appunto sull'intervista, con Mattia Torre avevi un rapporto di vecchia data, cioè nel senso sì. non è l'unico film con cui hai fatto con lui. No, ci conosciamo proprio da ragazzini, abbiamo proprio iniziato il nostro lavoro, le nostre carriere proprio insieme, facendo gli spettacoli teatrali nei teatri off di Roma, con 3 spettatori, ma comunque spettacoli di qualità che piano piano hanno invece chiamato gente e ci siamo fatti piano piano. Da lì poi si sono unite anche le nostre vite diciamo personali, ci siamo sposati, fidanzati quasi contemporaneamente, abbiamo spartito i figli insieme a livello diciamo temporale, ecco, quindi cose che uniscono molto chiaramente, quindi ripeto, ovvio, la sua mancanza è un macigno. Quindi immagino che per te la cosa sia stata, il lavoro sia stata una cosa all'insegna dell'intensità proprio, no? Credo. Assolutamente. Cercare di dare il massimo, questo si cerca di fare sempre, ogni film, forse in questo caso c'era ancora una spinta ancora di più. In più. Sì. Massimo, in qualche maniera, capito? Sì. Massimo, vuoi aggiungere qualche cosa appunto per Giuliano? Guarda, mi sono dimenticato nella mia presentazione euforica di dire che anche Giuliano insieme a Carmelo Travia, visto stiamo parlando di Nastri d'Argento, stiamo facendo una diretta, hanno ricevuto ben 2 volte le nomination, anzi 3, per Meraviglioso Boccaccio e Ogni maledetto Natale 2014-2015 e poi nel 2017 con Rosso Istanbul di Fezzan Ozpetek. Quindi comunque abbiamo un nominato non a caso. Però io volevo fare un colpo di scena, mentre tu Marco parli con Goffredo, io mi alzo, scompaio, quasi divento ectoplasmatico e vado a prendere una cosa che riguarda Giuliano, che mi sembra giusto in questo momento fare vedere. Quindi io divento quasi invisibile, scappo e torno. Allora io passo a Goffredo un attimo, dai, pronti via, scompari, ti faccio scomparire io, guarda, eccolo qua, vedi? Goffredo, senti, Giuliano parlava del fatto che da quanto tempo lavori con Giuliano, con Goffredo? Dal 1998. Immagino quando il tuo studio era ancora nell'altra sede, quindi di via, non mi ricordo come, la via... Era la Sonic. Esatto. Allora, Goffredo, io la prima cosa che ti domando è
è questa. Questo è un programma dove sì, parliamo tra di noi addetti, ma insomma c'è pure altri che magari questo lavoro lo conoscono meno e via discorrendo. Mi puoi dire in poche parole, io lo so, che il tecnico del suono, alla fine l'ingegnere del suono, è colui che poi alla fine manovra e manipola il suono dei compositori e delle colonne sonore, quindi alla fine si instaura anche un rapporto molto profondo d'amicizia, eccetera eccetera. Ecco, ci vuoi parlare in poche parole la relazione che c'è tra un tecnico del suono e il compositore, quanto è importante, come la vedi tu, come la vivi? Intanto è una relazione quasi d'amore per Giuliano, no? No, diciamo che ovviamente noi interpretiamo non il lavoro del fonico, lo studio proprio come studio, non è una struttura dove accogliamo il compositore piuttosto che l'artista per realizzare una colonna sonora o un qualcosa, ma per condividerla, per arrivare insieme all'obiettivo. Ecco perché le collaborazioni spesso iniziano non dalla registrazione, ma ben prima, quando ancora sono da fare delle scelte, e non tutti gli artisti ci rendono partecipi di queste scelte. Quando siamo coinvolti in queste scelte, ovviamente rendiamo ancora di più, quindi il legame diventa molto, molto forte, molto, ci dà modo di essere ancora di più un braccio ancora più preciso per il compositore. Poi nel caso di Giuliano abbiamo condiviso talmente volte le scelte di un suono che ormai lui sa già cosa dirmi per farmici arrivare, o viceversa, io capisco, no? Quindi il legame con il compositore è importantissimo, al di là dell'aspetto tecnico, perché l'aspetto tecnico, cioè il sapere utilizzare un compressore o un microfono o fare un buon suono, che poi non è sempre una scelta giusta, è un buon suono, magari uno bruttissimo per quella scena o per un certo contesto funziona perfettamente. Quindi la cosa più importante è entrare con la testa in quel mondo di fantasia che era nella testa del compositore quando ha pensato quella musica per commentare quella scena. Questo è l'aspetto un po' più complicato, ecco. Ma evidentemente più hai esperienza con quel determinato compositore, più hai conoscenza di quello che vuole. Come invece che accade quando, nel tuo caso è difficilissimo perché da te ci hanno registrato praticamente tutti, però ti capiterà magari di riniziare un lavoro magari con un nuovo compositore e via discorrendo. Come approcci in questo caso? Per fare un esempio anche calzante con i Nastri d'Argento, abbiamo fatto da poco una nuova collaborazione con il maestro Dario Marianelli, che non aveva mai lavorato con noi, e è stata una buona collaborazione perché la difficoltà sta nella apertura o chiusura dello stesso compositore quando è vicino a noi. Cioè, se si siede vicino a noi una persona che dice ok, guarda, fai quel suono, o voglio più chiaro, voglio più scuro, alzo o abbassa, questo è limitativo, quasi un remote control da parte del tecnico. Mentre invece se c'è l'apertura mentale di condividere qual è il pensiero, nel caso di Marianelli lo è, noi, o almeno io, mi metto in una condizione di apprendimento, anche faccio delle domande fuori luogo, ma solo per ascoltare la risposta e poter capire qual è la direzione che lui vuole prendere rispetto a quella scelta, ecco. E quindi così, diciamo che se il compositore o l'artista lo permette di entrare un po' di più nella sua testa, noi pomposamente possiamo offrire un po' molto di più. Io ti chiedo, per concludere, anzitutto facciamo rientrare Massimo che sta lì che aspetta, eccolo Massimo, però ne valsa la pena. Allora guarda, io faccio un'ultima domanda a Goffredo e tu passi poi con l'ultima a Giuliano, gli fai questa sorpresa. Goffredo, per entrare nel dettaglio di questo film invece di Figli, che cosa ti ricordi di questa? Qual è stata la particolarità, le peculiarità invece di questa colonna sonora? Ti ricordi qualcosa in particolare? Beh, diciamo intanto sul piano personale l'abbiamo sentito tutti perché già da Boris insomma abbiamo collaborato molto, ma soprattutto c'era la stragrandissima attenzione di Giuliano in quel progetto, perché lo sentiva
tantissimo, e lo diceva durante e anche prima, era veramente un po' in ansia per questo, per approcciare bene e per soprattutto concretizzare bene il lavoro, perché era molto, molto, molto sensibile, e quindi poi la sua attenzione automaticamente si è trasferita su di noi, e abbiamo cercato di fare il massimo. Mi ricordo che aveva paura di essere invadente, o no, di fare troppo o troppo poco, fare questa scelta, l'avrebbe condivisa o non l'avrebbe condivisa, insomma, questo è stato l'aspetto più particolare di questo lavoro. Per il resto Giuliano ha fatto come sempre bello, un meraviglioso lavoro. Bello, con Carmelo, il grande Carmelo. Certo, con Carmelo assolutamente. Carmelo, ti vorrei dire intanto che chi non ha letto l'intervista a Goffredo, colonnesonore.net, lo invito a farlo, l'ho pubblicata il 26 marzo scorso, ed è una bellissima intervista perché è un'intervista umana, ha una sincerità passionale che a me piace tantissimo in Goffredo, e questo lo ringrazio tanto dell'amicizia che mi ha dato prima di fare questa intervista. Ora faccio questo regalo a Giuliano perché io la considero la colonna sonora di Figli una bellissima colonna sonora. Io poi adoro la musica italiana e Travia, faccio questa sviolinata proprio in maniera indiretta con questo regalo. Il vinilone. Guardate, Giuliano mi ha anche autografato, non si vedrà benissimo, però c'è un autografo sentito molto bello, e oggi al tempo del digitale di tutto questo file che per me è quasi inesistente, intoccabile, irreale, io amo il vinile, e questo aspettate, faccio pure io un regalo. Che beltà, la diretta dei regali. Io invece faccio un regalo, questo è il dato del primo lavoro di Giuliano Tagliani. Che meraviglia! Che figata! Che ronda che sorpresa! Giuliano, non so niente da farti vedere. Niente. Io se poi faccio una fotografia con la collezione che ho tua di CD, però vabbè, sono soddisfattissimo già, grazie mille. Compratelo, che è una bella colonna sonora, si meritava la nomination, ma lo dico così giusto per. Senti, chiuderei con una domanda a Giuliano, visto che è stato un collaboratore, un amico e via discorrendo. Che rapporto aveva Mattia Torre con la musica? Un ottimo rapporto come ascoltatore, suonava anche un po' la chitarra, come ascoltatore era un ottimo ascoltatore, aveva le sue idee, non facilissime, spaziava da tantissimi generi, quindi non ti posso dire che aveva un genere preferito. Nel lavoro era attentissimo veramente alle note. Su ogni maledetto Natale mi ricordo che ci fu una lotta tra me e Carmelo e lui, perché c'erano 3 nodi di pianoforte che ormai avevamo registrato, il pianoforte vero da Goffredo, e quindi non si potevano togliere. E abbiamo fatto una lotta, ecco, quindi era molto meticoloso così su tutto, ma proprio perché comunque dava un valore molto forte alla musica quando ce n'era bisogno, ovviamente. E che mica è poco importante questo. Allora ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, con Giuliano ci si vedrà presto nella monografica, con Goffredo spero al 70 presto ci sarà modo di se lui è d'accordo, di dedicare a lui, che di compositori ne ha conosciuti qualcuno. Poi ti rivedrò in studio prima o poi a te, no? Sì, quando ci liberano, quando riapre, quando inizia il lavoro, sì. Ok, ciao ragazzi, grazie di tutto. Grazie a voi, ciao Giulia. Ciao. E tra l'altro Goffredo ha proprio realizzato la colonna sonora che lui diceva di Dario Marianelli, ma quella per Pinocchio che è candidata ai nastri. Ma tanto ne realizza chissà quante lui. Quindi, ma lui è una dietro l'altra. Quindi diciamo che quest'oggi abbiamo un parterre di ospiti bellissimi, infatti abbiamo fatto l'inizio col botto, e altrettanto botto avremo adesso perché abbiamo l'unica donna presente, nonché attrice straordinaria che adoro da tanti anni, con suo marito, con Stefano Mainetti, se li vedi. Se sono eccoli qua, grazie. Ciao Anna Sofia, ciao Stefano.
Grazie e benvenuti. Peccato che figura solo Stefano Menetti, il sottopancia non c'è per Elena. Di musica e sono io l'intrusa. Vabbè. No, vabbè. Solo per quello. Certo, no, per carità, lo so. Sappiate che quella accanto a Stefano Menetti è Elena Sofia Ricci, non per farlo capire. Dovrebbero sbagliare con Margherita Bui, scusa. Che saluto. No, sono onorata di essere da voi, ma io perché amo la musica chiaramente, infatti me l'amo proprio tanto, l'ho studiata da ragazzina, vengo dalla danza, quindi ho vissuto ascoltando musica classica da sempre e per me la musica è proprio quella che ha accompagnato tutta la mia vita e continua a accompagnarmi, me la sono sposata proprio. Ecco, ma meglio di te. Io allora, anche per dovere e per piacere, io inizierei proprio una domanda a Elena Sofia Ricci, se Stefano Menetti e cioè è una domanda molto semplice. Noi siamo un programma di musica, ci occupiamo di questo. Qualche tempo fa ho intervistato un mio amico attore e gli ho fatto una domanda se lui venisse in qualche modo nel suo lavoro ispirato dalla musica, perché ho sempre pensato che il mondo del musicista post-produzione sia molto lontano dal set in generale. E lui mi disse no, io mi faccio delle playlist mie, mentali o a volte anche vere, di canzoni, brani musicali, eccetera, eccetera, che mi aiutano a costruire il personaggio. E io questo non me l'aspettavo. Faccio la stessa domanda. La musica entra in qualche modo nel lavoro dell'attore come ispirazione, come... Ma guarda, sai, anche la recitazione è musica, cioè io che l'ho studiata, cioè certi tempi, certi ritmi sono quelli della musica, alcune pause, alcune accelerazioni sono partiture musicali, cioè se tu quando reciti senza cantare nel senso noioso, no? dell'attore che canta, ma nella verità hai una musicalità interna, aiuta. Io personalmente non mi faccio guidare da nessuna musica perché il compositore della colonna sonora per me è sacro ed è sacra la colonna sonora e credo che debba essere molto più sostenuta, molto più difesa, molto rivalutata, è uscita fuori, scusate la faccio io questa denuncia, è uscita fuori sopra la riga della produzione. Ora dobbiamo ricordare che l'autore della colonna sonora, il compositore della colonna sonora, è stato per sempre uno dei 4 autori del film. Questa cosa non si può dimenticarla, è fondamentale. Quindi io penso che non si debba, cioè io non lo faccio di farmi guidare da altre musiche, perché poi magari sbaglio, perché poi magari la visione del regista è un'altra e quella del compositore è un'altra ancora, quindi vanno rispettate gli altri pensieri. Ma quello che so con certezza è di quanto una colonna sonora possa cambiare la mia recitazione, la possa migliorare e talvolta, ahimè, anche peggiorare. Magari delle volte senza musica sarebbe meglio. Delle volte invece io personalmente mi è capitato di fare delle interpretazioni che poi ho visto senza musica e non è che mi sia piaciuta tantissimo, qualcuna anche capitata qua in famiglia, poi arrivava la musica e improvvisamente diventavo brava, quando è successo una volta con Stefano, appunto, che è riuscito a farmi essere più brava come attrice con la sua musica. Altra esperienza molto bella invece è quella del teatro. In teatro è più interessante perché spesso, e negli ultimi tempi è capitato spesso, che si possa collaborare con il musicista e allora si recita sulla colonna sonora, cioè è interessante, l'attore si deve infilare nella colonna sonora e non averla aggiunta dopo, no? In genere nel cinema tu giri senza la musica, cioè, senza sapere. A sync, mette a posto la musica, eccetera. O mette una musica che ritiene d'appoggio. Quello che è, ma avviene dopo. In teatro può succedere invece che le due cose avvengano contemporaneamente, quindi si può recitare nella musica, nei tempi della musica, quello è un bel esercizio. È un contatto più diretto a teatro. Con Stefano, con mio marito, perché chiaramente in casa magari io studiavo una scena, era lui il compositore in teatro e quindi quella volta
un paio di volte ci è capitato, no? Solamente in Teatro, teatro. sì, ma teatro è abbastanza frequente questo, cioè, perché poi sai, certo. l'attore si può modulare piano piano, vedi che si adatta anche e si modula la propria recitazione anche sulla musica, c'è un'interazione continua, perché normalmente invece la post-produzione arriva dopo e quindi non c'è. Devo dire che fa eccezione per il mercato, almeno quando io ero negli Stati Uniti e lavoravo lì, gli attori americani, siccome spesso il musicista lavora in fase di sceneggiatura, spesso ci sono parecchio materiale che viene messo in cantiere anche preventivamente, questo almeno qualche anno fa quando ci stavo io, e molti attori gradiscono, anche se il regista è d'accordo, cominciare a sentire anche i temi. Uno che faceva questo era Jim Caviezel. Sì, con cui hai fatto l'audio Bibbia. Esatto, lui ascoltava molto, aveva un approccio proprio anche sistematico, cioè voleva sentire i temi specifici, anche voleva sapere dove andava a recitare, era molto puntiglioso, però non era l'unico. Qui in Italia siamo un pochino meno organizzati in questo, anche perché le fasi di post-produzione sono più brevi e il tempo di coinvolgimento Non c'è tempo. non c'è tempo normalmente. Io lo farei molto volentieri. Credo che, per tornare a un discorso a me molto caro, l'interazione che nasce dal melodramma fra le varie componenti dello spettacolo sia fondamentale. Quindi non considero la colonna sonora come avulsa dal contesto della recitazione piuttosto che dalla scena o dalla sceneggiatura. Credo che sia un risultato non lineare, dove le parti non sono delle componenti, ma la somma è superiore alla componente delle singole parti, ecco. Quindi in questo senso sarebbe bellissimo avere un'interazione sempre, ma non solo con gli attori, ma con tutte le parti. Quello che si fa più frequente ultimamente è avere un'interazione con i reparti della post-produzione tipo sound design. Prima, fino a qualche anno fa, erano scollegati, adesso c'è molto più contatto fra sound design e musica. Anche parecchio contatto. Infatti, anche perché oggi come oggi, ne parlavamo una volta anche a cena da voi, purtroppo hanno tutti paura di sto benedetto tema, il leitmotiv, e tutti usano queste 4 note, minimalismo, rarefatto, tutto questo sound design che non porta assolutamente a nulla, e quindi si è appiattito totalmente l'apparato musicale che sorregge poi un film. Come diceva bene la Sofia poco fa, molte volte può dare aiuto ad alcune scene che sono completamente o state girate male o recitate ancora peggio, o comunque non sono venute come erano nell'intenzione della sceneggiatura. Quindi la musica interviene e aiuta fortemente. Ma io penso ci sia anche un problema, non lo so, forse ci sono dei film che sono ricordati anche per le colonne sonore, no? Però non è che quella colonna sonora abbia portato via la scena a Spielberg piuttosto che a Hitchcock, no? O a Leone, ma nessuno, anzi. Cioè ci sono dei compositori. Qualche tempo fa mi pare che abbia peggiorato il socio sulla allora o Tuzzi, no? Ecco. Quindi io penso che debbano anche un po' di più i produttori, i registi fidarsi e affidarsi ai compositori che ancora osano un po' la melodia, perché magari guadagnano. Qualche giorno fa Andrea Guerra ci diceva che per far entrare un tema all'interno di un film bisogna dargli lo spazio in qualche modo, no? Nel senso, quindi se ci sono montaggi molto, molto stretti o dialoghi troppo fitti o i classici faccioni, è un po' difficile farci inserire un tema dentro, e forse magari anche quello vale la pena ragionarci. Io volevo fare una domanda a Stefano Mainetti, un po' off topic rispetto alla questione della musica applicata. Però, nel senso, di fronte alla filmografia e la biografia di Stefano Mainetti, uno c'ha davanti diciamo è molto ricca, ecco, quindi mi piacerebbe fargli una puntata solo dedicata a lui, per poter parlare di tante cose, da Giorgio Caproni alla Royal Philharmonic Orchestra e via discorrendo. Ecco, io vorrei parlare proprio di quello, cioè io ricordo uno dei progetti più belli che ho visto, mi sembra che è circa 10 anni fa, se non vado errato, era proprio l'Alma Mater fatto con la Royal Philharmonic Orchestra all'abbazia di Westminster. Credo sia poi con una etichetta fantastica, Geffen Records, insomma una cosa spettacolare da quel punto di vista.
com'è nato quel progetto bellissimo? Faccio un complimento dopo 10 anni, però lo dico perché proprio con Yasmin Sannino che canta, insomma, proprio fantastico. Com'è nato quel progetto? No, ti ringrazio perché no, è un progetto al quale tengo molto. È nato sull'onda di un progetto simile che avevamo fatto per il giubileo del 2000 per un disco che si chiamava Abba Pater. Sì. E la stessa tipo di operazione che era stata fatta chiaramente con Papa Voitila l'avevamo costruita nel 1999 con l'Aballo del Vaticano, questa volta con la Sony americana, ed era stato prodotto nel 2000 e era uscito un CD che era stato proposto in tutto il mondo, ma mi pare fosse andato anche in classifica, era su Billboard per diverse settimane, era diventato un caso un po' particolare perché era la prima volta che un Papa si esibiva, no? Anche se in ambito comunque era entrato ma aveva venduto milioni di copie, mi ricordo quel disco. E sull'onda di quel progetto è stato riproposto poi la stessa cosa a Papa Benedetto XVI, per cui quello che tu hai visto a Westminster è il risultato live, è il live del disco che avevamo registrato a Abbey Road poco tempo prima. E se non ricordo male avevamo avuto era per la nomination ai British Awards, ai Classic British Awards. E io lì ho avuto la fortuna, avevo il blocco orchestrale della Royal Philharmonic Orchestra, avevo il coro del Vaticano, avevo Luca Pincini come violoncello e Yasmin Sannino come voce solista. A me mi potevate pure lasciare là per il resto della vita. No, ma infatti è quello che impressiona, cioè che non è che dice vabbè, no, una serie di nomi con le concatenazioni fantastiche della vita che poi no, veramente un progetto fantastico, veramente. Tra l'altro quindi... prima non lo posso andare a prendere perché dovrei scappare verso un'altra. No, basta. Oggi voglio far vedere i CD e i vinili di tutti. No, io c'ho di Stefano, ho tutto, quindi va bene, sono collezionista accanito. No, poi veramente faremo una puntata monografica su Stefano perché poi dobbiamo parlare anche di Rendering Revolution perché è un'opera sua che è molto particolare, di cui abbiamo già ampiamente parlato su colonnesonore.net, però devo essere sincero, già anche quello lì è un altro capolavoro di Stefano, molto particolare, non musica applicata alle immagini, un'alta contestualizzazione, però veramente un grandissimo lavoro. Io volevo fare una domanda. Un'ultima domanda. Dimmi Stefano. Una precisazione per Marco perché chiedeva la genesi di quel progetto. Alla radice c'era una volontà del Vaticano di rendere fruibile la parola della Chiesa in quel momento, e alle critiche dei giornalisti di tutto il mondo che ovviamente arrivarono perché noi ci stavamo esponendo con un veicolo elettronico, con un CD. La risposta di padre Borgomeo, allora direttore di Radio Vaticana, che era l'unico responsabile per l'immagine del Papa e per la parola del Papa, fu: ma nel 2000 perché noi non dovremmo usare qualsiasi mezzo a disposizione per diffondere la parola del cristianesimo? Quindi fu un'operazione a tavolino studiata, e chiamarono, mi ricordo che interpellarono anche Morricone ma anche altri compositori in giro per il mondo. Alla fine io, quando gli chiesi, dico: ma perché avete scelto me? Io scrivo colonne sonore, l'ultimo progetto che avevo scritto era Zombie 3 per Lucio Fulci. Dico: perché avete scelto me? Che c'entro io? Dice: no, perché noi abbiamo proprio l'idea, per il suo linguaggio di tipo etnico, di unire l'orchestra con linguaggi etnici. Vogliamo che sia olistico il messaggio, vogliamo che l'orchestra arrivi anche ad altri livelli, e infatti poi c'era il duduk, c'era la voce di Yasmin, che si inseriva però su un contesto e su un blocco assolutamente occidentale, su armonie assolutamente tonali, quindi era un po' il mix che era piaciuto, e cercare di far passare questo messaggio trasversale, per usare una parola abusata. È un progetto ripeto, di 10 anni fa che secondo me è ancora assolutamente attuale, è molto attuale. Prego Massimo. Ultima domanda, Elena Sofia, e poi salutiamo i nostri due ospiti, carinissimi come sempre. Elena, tu hai vinto ben 3 Nasi d'argento, scatto con un film che io amo tantissimo, che sono Io e mia sorella con Carlo Verdone,
come miglior attrice non protagonista, poi miglior attrice non protagonista Mine Vaganti di Effetto Nozpet, dove hai fatto un personaggio incredibilmente fuori di testa, la zia che dava da bere l'alcol ai nipoti, e Nastro d'Argento come miglior attrice protagonista questa volta per L'oro di Sorrentino. Cosa ti è rimasto di del Nastro d'Argento, di queste premiazioni, ma soprattutto cosa significano? Perché è una domanda banale, ma cosa comportano tanti premi per un'attrice come te e soprattutto per una carriera come la tua? Una libreria molto grande, risponde. Più oltre gli altri, sono anche gli altri, tra l'altro. Esatto. Alcuni sono... Ma sai, chiaramente è un onore, fa piacere, che ti devo dire, è un'emozione grande, sono tutti lì, ma la cosa per noi più importante è l'amore del pubblico, no? Adesso sarò banale, però è l'amore del pubblico. Però una cosa sui nastri la voglio dire. Ecco. Perché siamo qua anche in una bellissima sede, perché siamo per i Nastri d'Argento, che è un premio molto bello, dato da persone un po' più preparate, cioè anche, non che poi c'è anche l'Academy dei Davide, che per carità, però sono quei due premi che sono molto importanti per noi artisti, chiaramente, e anche per gli artigiani, per tutti i tecnici dello spettacolo. Ma io quello dell'anno scorso, quello di 2 anni fa, insomma, quando era nel 18, mi è rimasto un po' nel cuore, perché io avevo mia mamma che stava morendo in quei giorni, mancavano veramente pochi giorni e ho potuto dedicarglielo. Erano anni che lei aspettava che il cinema mi riconoscesse qualcosa, perché io avevo fatto tanta televisione, quindi ero stata un po' messa in castigo dal cinema, no? E chiaramente poi ci sono voluti, ecco, Osfetec, Sorrentino. Sorrentino per fregarsene del fatto che io avessi fatto la televisione. E quindi per la mia mamma è stato molto importante quel nastro e glielo ho dedicato, e ho fatto in tempo a dedicarglielo quando lei ancora era lucida e non sapeva quanto male stesse, quindi ha potuto gioire, essere emozionata, e penso che quel nastro sarà il premio che io ricorderò con più amore in assoluto, senza niente togliere agli altri, ma perché è legato all'ultimo saluto che ho potuto dedicare gioioso alla mia mamma. Beh, direi un bellissimo ricordo. Peccato che non si possa vedere che ho, come si dice tipicamente in Sicilia, ho le canne rizzate del braccio, cioè ho la pelle d'oca, perché poi vabbè. E io ho il groppo in gola. Infatti. Grazie veramente di questo ricordo e di questo onore che ci avete dato tutte e due, perché veramente ci teniamo che si parli di musica non solo attraverso la voce dei compositori, ma di chi comunque nel cinema ci lavora e vive anche attraverso tutte le altre forme d'arte. Ma sì, noi non siamo nulla senza tutto quello che ci gira intorno, no? E quindi è importante mandare questo messaggio, no? Specialmente in questo momento in cui c'è stata tanta crisi, ecco, bisogna far sapere quanto importanti sono tutti i lavoratori e quanto la musica, ecco, specialmente siamo qua per questo, in questo caso possa veramente cambiare le sorti di un film, ma proprio completamente. Bisogna che arrivi un po' di più questo messaggio a chi il cinema lo fa. Grazie io sono particolarmente contento di questa, che poi è una domanda che volevo fare, perché Elena Soferici l'ho sentita, si è molto esposta dal punto di vista della situazione che vive attualmente i lavoratori dello spettacolo. Io dico molto spesso che se al posto di artisti ci chiamassimo lavoratori dello spettacolo, tutti quanti comprenderebbero molto di più il valore, sì, il valore di tutti quanti, dal compositore all'attrice al macchinista, ecco, quello è il discorso importante. Ma proprio ieri sera, Stefano, dici tu questo? Sì, no, ieri sera abbiamo fatto questa sorta di manifestazione evento agli ex stabilimenti dei Paulis, gli studios di Cortina Sì, ho visto Roma, oggi il servizio al TG, ho visto. con la partecipazione di tutti, dei rappresentanti di tutte le categorie del mondo dei lavoratori dello spettacolo, ed è stata riconosciuta con il patrocinio del MIBACT
e quindi il Ministero dello Spettacolo, come giornata dei lavoratori dello spettacolo. Da ieri, 24 giugno 2020, ne siamo particolarmente fieri. Noi abbiamo creato un contenuto, un contenitore a cui abbiamo avuto delle adesioni pazzesche da tutti i nostri amici, ma dagli attori agli attrezzisti, dai compositori ai direttori d'orchestra, tutti, qualsiasi 85 categorie sono intervenute, e speriamo si possa ripetere negli anni e possa rimanere un segno comunque per dire che la gente deve avere la percezione che questo è un mercato, è un settore, è un lavoro, non è un divertimento, un passatempo, ma ci sono famiglie che lavorano e vivono di questo va detto con forza. Il Covid è servito solamente da elemento catalizzatore per attirare l'attenzione su un problema endemico che già era presente da prima, ma tant'è, era il momento giusto per alzare la voce in maniera propositiva, assolutamente senza nessuna polemica nei confronti di nessuno. A volte le condizioni al contorno sono quelle giuste, per cui ci sembrava il momento giusto per dire una voce, un grido a favore proprio del mondo dei lavoratori dello spettacolo. No, infatti, è giustissimo. Complimenti. Sofferenti, e quindi abbiamo potuto avere un po' più di tempo per organizzare questo grido pacato, di dolore e di speranza, però, no? E siccome già comunque siamo risaliti dal 17 a oggi, perché del 17 era lo 0,7 che investivamo in cultura del prodotto interno lordo, adesso siamo saliti all'8, quindi chiaramente ora c'è la crisi, c'è l'emergenza, ma siamo fiduciosi che nel futuro si potrà capire, e va fatta la cultura della cultura, cioè va insegnato ai giovani, ai ragazzi, alle persone che la cultura non è soltanto qualcosa che ci rende liberi, ma anche qualcosa che porta ricchezza, non solo a noi che la facciamo, ma a tutto il paese. Per ogni euro che noi investiamo in cultura, lo Stato ne guadagna 3 e qualcosa. Quindi portiamo io non sapete quanto sono felice di questo discorso che state facendo. Noi gli abbiamo dedicato un intero speciale, proprio il 21 giugno era la festa della musica senza musica, e abbiamo parlato praticamente solo di questo, e nel senso più peraltro sì, cercando di capire negli altri paesi che cosa accade, perché spesso diciamo noi in Italia siamo di qua, siamo di là, in realtà poi questa situazione legata alla cultura, quello che abbiamo capito è che è trasversale, forse da noi colpisce di più perché insomma abbiamo un certo patrimonio artistico, quindi allora io vi ringrazio Stefano Mainetti, ringrazio Elena Sofericci, spero veramente di avere Stefano Mainetti per una monografica con noi, così parliamo bene più nel dettaglio. Grazie a voi, grazie a te Marco, grazie Massimo, grazie veramente, un abbraccio, arrivederci. Studiato solo chitarra classica. Viva la musica, ragazzi! La musica sempre. Ciao. Grazie. Arrivederci. Bene, ci voleva un po' di pacata polemica, ma ci voleva come sempre nei nostri casi, d'altronde. Ora abbiamo uno dei nominati per la miglior canzone originale, il caro Nelson, che tra l'altro è... ciao Nelson! A sorpresa, così, vedi? Ciao ragazzi! Era completamente aspettato. È un miracolo se riusciamo a farla, perché sto avendo dei problemi di audio impressionanti, però ho capito come invece risolvere. Ti senti perfettamente. No, ti senti e ti vedi bene. Sì. Voi se mi sentite bene stiamo a posto, perché allora parlo io, se non sento le vostre domande. Sembri anche più giovane. Mi trovi più giovane? Perché forse è il capello tagliato? Mi sono tagliato i capelli, proprio ieri. Sì, perché era il caso di tagliarmi i capelli. Adesso sono un po' più sistemato, un po' più ordinato. Ecco. Bene. Tra l'altro è stato un piacere vedere Stefano ed Elena Sofia Ricci, che avevo visto a Taormina nell'occasione dei Nastri 2018. E lei aveva vinto per l'interpretazione di Veronica Lario, è stata sublime, davvero sublime. Me la ricordo emozionatissima con il nastro,
ed è stata una scena commovente quando appunto ha ringraziato con il naso. Per me è un ricordo indelebile in quella scenografia che è il naturale, che è il teatro, di Greco di Taormina. cioè il teatro greco di Taormina. È un ricordo indelebile. Le parole di Elena Sofericci quando ha vinto il premio come miglior attrice protagonista non le dimenticherò mai. Tra l'altro è l'anno in cui tu hai vinto anche per Amore e Malavita, quindi bellissimo lavoro con Pivio. Grazie, l'anno che vincevo con Pivio e Aldo. Pivio e Aldo Descalzi che era presente, perché poi ai Davide Aldo non era potuto venire perché non aveva potuto partecipare alla serata del Davide perché aveva problemi di salute, e quindi fummo particolarmente contenti del fatto che fosse presente invece a Taormina. C'erano Pivio, c'erano Aldo Descalzi, c'era Franco Ricciardi, Serena Rossi, infatti un bel parterre, me lo ricordo. E vincemmo 2 nastri, insomma. Senti, ti posso fare un paio di domande sì, circa questo tuo lavoro, ma in generale proprio. Allora, sembra che tu ti sei specializzato nelle movie song, cioè nel senso, qui abbiamo una persona che ha vinto 2 David di Donatello, adesso sta in nomination ai nastri con 3 canzoni diverse peraltro, per cui evidentemente c'hai la mano, come voglio dire, particolarmente adatta per scrivere. Allora, la prima domanda che ti faccio è un caso o proprio, no, nel senso, un caso non è mai, però nel senso ti trovi bene evidentemente con il mezzo cinematografico, che per un musicista non è sempre scontato. Guarda, diciamo che il mio obiettivo quando ho iniziato a scrivere canzoni era quello di fare dischi e fare concerti un po' come tutti i cantautori canonici, insomma. Il mio obiettivo era emulare magari De Gregori, Guccini, fare il cantautore per le masse. Poi però, sai, le strade si delineano con il tempo, a volte sono le strade a scegliere noi. E l'incontro con i Manetti Bros è stato in questo senso cruciale, fatale. Quando ci incontrammo prima di Songhenapolis, un incontro, diciamo, che aveva come fulcro catalizzatore Franco Ricciardi, perché loro volevano Franco Ricciardi nel film e io in quel momento ero autore di Franco per un disco, diciamo, di canzoni tra l'altro in italiano. Paradossalmente ci fu chiesta di scrivere una canzone in napoletano, io scrissi il testo di A Verità, la musica la scrissero Franco Ricciardi, Di Ross e Sara Tartuffo, e vincemmo il primo David di Donatello nel 2014 appunto per questa canzone che era in Song and Up. Da quel momento, però, diciamo, in quel caso io avevo scritto una canzone a casa e gliel'avevo diciamo portata ai Manetti Bros, così come avevo potuto scrivere le altre canzoni che avevo pensato andassero nel disco. Quindi non era ancora iniziato il mio rapporto con il cinema, per quanto poi avessi vinto David di Donatello. Poi sono stati i Manetti Bros a chiedermi di scrivere i testi delle canzoni di Amore e Malavita, ad aver fatto sviluppare in me magari la capacità di riuscire a scrivere canzoni che potessero inserirsi in un tessuto cinematografico. Ed io ho vissuto con la troupe quel periodo, perché una volta finito il lavoro sulle canzoni, Marco ed Antonio Manetti decisero che non fosse giunto il momento di separarci e sostanzialmente mi assunsero in produzione. Quindi io praticamente in Amore e Malavita ho fatto il runner e lì ho capito, diciamo, sì, ho fatto praticamente il runner ed ho capito diciamo cosa significa fare un film, quanta fatica c'è dietro ad ogni scena. E probabilmente è sul set di Amore e Malavita che io ho sviluppato poi questa capacità. Cioè, adesso nel Ladro di Giorni, quando Guido Lombardi mi ha chiesto di lavorare alle canzoni di questo film e ne ho fatte 4 nel film di Guido Lombardi, il Ladro di Giorni con Riccardo Scamarcio, sostanzialmente il lavoro diciamo
non dico che mi è risultato facile, però sapevo già benissimo di cosa avessi bisogno. Insomma, è stato più fluido, è stato più semplice, perché appunto sapevo cosa significasse fare un film. Perché hai vissuto proprio nel set, perché sei stato nel set tutto quel tempo praticamente. Quindi questo perché sono stato sul set tutto quel tempo e tra l'altro ho preteso di essere presente anche sul set del Ladro di Giorni. Prima cioè, ho scritto non però per fare il runner, No, avrei fatto anche quello, però mi hanno detto non puoi perché hai vinto troppi premi, quindi questa volta no. Ma io l'avrei fatto volentieri, ho detto, guarda, non puoi. Allora devi evitare di vincere altri premi, perché sennò non lavori più poi su set. No, lavoro più. Ha detto no, se vuoi stai con noi, e lì fondamentalmente io avevo scritto già 2 canzoni che poi sono state inserite nella colonna sonora, che tanto è curata magnificamente da Giordano Corabi. Però diciamo la canzone Il Ladro di Giorni, che poi è quella che è stata candidata a Nastro d'Argento, l'ho scritta durante le riprese, cioè proprio vivendo diciamo vivendo la vita della troupe, avendo un rapporto simbiotico con il regista Guido Lombardi, parlando con Riccardo Scamarcio e Augusto Zazzaro, che sono i 2 protagonisti del film. Cioè diciamo che è una suggestione emotiva che mi è venuta fuori vivendo il film. Nel senso, mi sembra di capire. Vai Massimo. No, scusami, no, tra l'altro ho notato, ascoltando più volte la canzone, vedendo anche comunque buona parte del film, che tra l'altro a me il regista piace perché avevo già amato la sua prima prova con Take 5, che era un film un po' di rapina, un nice movie, un film di rapina, ambientato a Napoli. Sì. Ho notato che tu hai quasi usato uno stilema che ruota tra Ennio Morricone, soprattutto nell'uso del fischio, e il Bob Dylan di Bugger e Billy the Kid, cioè molto un country western blues. Assolutamente sì. Ho utilizzato questa atmosfera musicale perché io non l'avevo visto la scena rappresentata. Tra l'altro proprio quella scena lì non ero presente, insomma, quel giorno sul set, diciamo, perché non stavo presente dal primo all'ultimo giorno di riprese, che sono durate 8 settimane, da Trento alla Puglia. Insomma, a volte poi mi sono allontanato perché avevo da fare anche altre cose, però in sostanza avevo letto la sceneggiatura più volte e mi sembrava una resa dei conti tipica, che potesse in qualche modo evocare delle suggestioni musicali tipiche dei film di Sergio Leone, e quindi ho utilizzato il fischio appunto per citare il maestro Morricone, in sostanza. Ho avuto un po' di timore reverenziale nel farlo, però alla fine ho pensato che fosse giusto, insomma, per quel tipo di scena. Quella è una resa dei conti in cui il protagonista si ritrova diciamo verso la fine del film lui è un cattivone, ma si ritrova ad avere a che fare con dei cattivoni più cattivi di lui in quel momento del film, e per me iniziare la canzone con un fischio è stato, diciamo, un omaggio a tutto il repertorio musicale del maestro Morricone, in sostanza, e dei film di Sergio Leone, che io ho amato tantissimo. Ecco, poi la canzone prende una sua piega piuttosto folk, piuttosto country, perché appunto cantata da me e da Claudio Newton non poteva essere altrimenti, perché noi siamo dei cantanti appunto che ci esprimiamo bene soprattutto su quel tipo di note là. No, mi è piaciuta molto, veramente tanto. Perché in inglese? Ti ringrazio, Massimo. In inglese perché a mio parere su quel tipo di scena fare una canzone extra diegetica, che quella è sostanzialmente la canzone è sollevata dalla narrazione,
Cioè, Sì. non c'è uno stereo che ce la manda in onda, non c'è qualcuno che ha una chitarra che ce la fa ascoltare, quindi è sollevata la narrazione, la stiamo ascoltando solamente noi spettatori del film, non la stanno ascoltando i personaggi della storia che vediamo. Se io avessi utilizzato l'italiano, probabilmente avrei distratto troppo lo spettatore. Ok. Lo spettatore si sarebbe risvegliato in quel momento, avrebbe prestato attenzione alle parole della canzone. Invece ho utilizzato l'inglese, che sicuramente diciamo mi riesce probabilmente meno bene rispetto all'italiano, però alla fine il risultato penso sia, diciamo, dignitoso, proprio per non distrarre lo spettatore, anche perché quando scriviamo canzoni per un film, canzoni originali per un film, non dobbiamo mai dimenticare che noi dobbiamo essere di servizio al film, non deve essere la nostra canzone a totalizzare l'attenzione di chi sta guardando il film, deve essere funzionale affinché la pellicola scorri il più fluidamente possibile. E ti dico che ti dico che ci sei riuscito. Purtroppo, Nelson, dobbiamo chiudere, abbiamo tutti gli altri ospiti, tutti belli messi in uno di fila all'altro. Va bene, ragazzi, vi ringrazio. No, però torneremo su di te. No, ma io ti auguro il meglio, e abbiamo capito tutto, ok? E non dico altro. Grazie ragazzi, sarà dura perché diciamo sto in un girone di ferro, ma comunque io sono fan di tutti gli altri candidati al nastro, quindi chiunque vinca sarò contento. Bene, ottimo. Grazie ancora. Grazie. Ciao Nelson. Ciao. Grazie a voi, a presto. Grazie. Sì, guarda, poi quando hai ospiti del genere ti viene proprio voglia di farti raccontare di tutto e di più, però abbiamo dei tempi stringati e ora abbiamo non un cantautore, non un compositore, ma... Allora, noi dovremmo avere in questo momento Patrizio, che prima vedevo in linea, ma adesso non è più in linea, quindi potremmo adesso... Però io vedo che c'è non vedo che Pasquale Catalano, però vedo un altro compositore, insomma, che sta lì in attesa, forse magari andiamo da lui. Diciamo di sì, dai. Allora, dunque, però bisognerebbe avvertirlo, perché sennò così a sorpresa, poverino. Allora... sto parlando di Lele Marchitelli, che vedo in linea e io coinvolgerei direttamente, se lui è d'accordo. Eccolo qui, Lele Marchitelli. Ciao Lele, ci senti? Mi sa che non ci sente. Mi sa che lui deve arrivare un po' dopo, siamo un po' in anticipo noi. Facciamo una cosa, tu chiamalo intanto telefonicamente, così lui lo sa, e così possiamo andare avanti, perché lui di fatto non sapeva no, perché abbiamo dato gli orari precisi a tutti e ovviamente magari chi si collega 10 minuti prima però non sa che lo stiamo mettendo in onda. Ora ho aperto Lele, intanto... Allora aspetta, però nel frattempo, siccome c'è sia Raffaele, adesso sono venuti tutti quanti, ecco, l'abbiamo chiamati, sono tutti disponibili. Allora vediamo chi è in scaletta il primo. Prima c'è Pasquale Catalano. Allora andiamo, ci scusassero tutti gli altri, andiamo su Pasquale Catalano che mica dico. Allora, ecco qui Pasquale Catalano. Ciao Pasquale. Ciao Pasquale. D'altronde è uno dei candidati con la colonna sonora della Dea Fortuna, di cui questa volta, senza dover scomparire, come prima con Giuliano Taviani, sono già qui, capito? Sono già qui. Ma vedo che escono vinili uno via l'altro proprio, Senza che è uscito solo il vinile, non è uscito. Infatti, sì, è soltanto un vinile, tra l'altro un vinile che si sente divinamente bene e che contiene una colonna sonora altrettanto divinamente bella. Giusto perché... Sì. Anche perché di divinità si parla nella Dea Fortuna, quindi va bene, ci sta, è ad hoc. Dunque io vorrei salutare Pasquale Catalano, ci ho lavorato una volta solo con lui su un film di Salemme, Baciato dalla fortuna, chissà se ti ricordi. Un piccolo aneddoto, Marco Testori è stata la prima persona in assoluto a entrare nella mia nuova casa.
Ma dai, ma Sei dai. venuto una volta nella casa che certo, abbiamo sì. appena preso e sei stata la prima persona in assoluto Ma dai, ma tu a entrare in casa mia. Questo lo e sei ricorderò ancora lì? sempre. Tu sei ancora Sono lì? sempre lì. Sì, sì, Tu sì. pensa che No. noi siamo vicinissimi di casa, sappilo, quindi Aspetta, la prossima volta facciamo la diretta insieme. intervista al citofono, facciamo direttamente. Ma Mi auguro vis-à-vis, mi auguro. questa è bella, intervista al citofono, dai, quando ci faranno uscire finalmente andiamo a fare l'intervista al citofono. Basta che il No, citofono non c'è più, aspetta, l'ha fatto qualcun altro sta cosa del bravo, citofono. che io ho appena citato, niente. ma che nessuno credo abbia colto, quindi è meglio Niente evitare. niente citofono. Infatti. Allora parliamo di cose serie con Pasquale Catalano. Allora io invece glielo dico, parto pronti via. Allora io la colonna sonora sua l'ho sentita, non ho visto invece il film, ahimè, ma ho sentito la colonna sonora e la prima cosa che gli dico, finalmente una colonna sonora scritta, orchestrata, suonata, con i temi, con i sottotemi, ci sono anche delle canzoni e non sembrano appiccicate lì, ma c'è un senso di armonia, direi quasi, eccetera, eccetera. Quindi io ti faccio i complimenti perché nonostante tanti colleghi ci sono bravissimi, ma questa colonna sonora mi sembra veramente ben fatta, ben organizzata, ben pensata. E quindi te lo dico. Ecco, la prima domanda che ti faccio è: questo genere di colonne sonore, no? Con quelle caratteristiche che ti ho detto, come nascono? È una domanda a trabocchetto. Come nascono queste colonne sonore? Sì. Allora, ti dico come nasce proprio veramente la vera genesi, in questo Sì. caso, del lavoro con Ospite, che poi sono 10 anni che collaboriamo. Dovresti alzare un po' la voce però, Pasquale. Scusate, devo mettere il microfono più vicino. Sì. Ti dicevo veramente come nasce, cioè nasce con l'esigenza di Ozvetec di avere un tema riconoscibile, semplice, o comunque un tema, diciamo, che sia immediatamente riconoscibile. E quindi il tema che senti nel disco, addirittura la Dea Fortuna, non c'è nel film, ma c'è nel disco perché è stata la partenza di tutto il lavoro fatto dopo. Dai. Quindi noi siamo partiti lì. Sì. E questo succede più volte. Poi appunto se hai la fortuna di iniziare a lavorare in fase di sceneggiatura, come dire, puoi avere anche il feticista continuo. Sì. Io sono come quelle le solite ragazze dei ring della box, quella che passa col numeretto uguale. Non sei proprio uguale, Massimo. Sì. Vabbè, non è che può volere tutto nella vita, cioè. Insomma, dicevo, questa è stata, diciamo, è stata la partenza, con la fortuna appunto di iniziare a lavorare in fase di sceneggiatura, quindi proprio con l'idea proprio pura. All'interno di questo poi appunto arrivano anche durante il montaggio, durante le cose, voi poi avrete un montatore che diciamo, la mia persona preferita, che è Patrizio. Sì, che lo vorremmo avere perché è sparito, prima c'era, adesso speriamo che tornerà. Con lui abbiamo lavorato su tante cose, quindi ecco, in questo caso c'è anche, arrivi al montaggio, puoi buttare via tutto, rifare completamente cose a secondo della formula, che è l'unica diciamo, applicabile in questo caso, funziona o non funziona. E quello è un fatto assolutamente istintivo. È un fatto sul quale non puoi ragionare, almeno io teorizzo il non ragionamento su questo, perché se tutto diventa troppo razionale, se tutto diventa appunto questo va bene lì perché sta bene lì, ci deve essere un momento finale di sintesi nel quale dici lo sai, abbiamo intervistato qualche tempo fa un collega, Umberto Scipione, che diceva che il sistema che utilizza con Siani è molto semplice. Tu lo capirai poi meglio di me, lo dico, è un freddo un guollo. Se si sente un freddo un guollo vuol dire che così si dice, cioè l'emozione. Sì, ma questo dipende anche dal tipo di rappresentazione, di emozione, e questo cambia completamente il suono. Questo film che sentite ha delle orchestrazioni diciamo non semplicissime, ecco, ha una scrittura che non è semplicissima, che però ho cercato comunque di far passare come dire, all'interno di un film e all'interno di scene che potevano avere anche, diciamo,
degli accompagnamenti molto più tranquilli, come diceva Elena, cioè puoi accompagnare l'attore piuttosto che... Io ho la fortuna che quasi mai mi dicono c'ho una scena così così, me la tiri su con una musica, una cosa. Perché di solito la volta dopo dico al regista c'è una musica così così, me la metti a posto. Questa è da rivendere immediatamente. È da segnarla a vita. Ho la fonte, spero. Certo. È da apertura libro monografico sui compositori. Sempre rispettare il copyright di by Pasquale Catalano. Attenzione presa. Per cui appunto in questo caso c'è questa, cioè, è stata una scelta, è un modo anche di lavorare con Ferza, ma anche di lavorare se poi su delle storie che hanno anche un modo abbastanza semplice, realista di descrivere le cose, quindi di portarle alle volte. Poi vabbè, sull'estetica di queste cose ne potremmo parlare per ore inutilmente, tra parentesi, perché tanto a chi interessa. Ma ti faccio l'esempio subito successivo. Il 2 luglio esce, se non l'avete visto alla Festa di Roma, La Volta Buona di Vincenzo Marra, che è un film che ha un approccio completamente diverso. Cioè? È un film fatto quasi esclusivamente da me, con poche chitarre, pochi strumenti, suonato, non dico diciamo sulla scena, ma comunque molto diciamo ispirato dalla... È un film che è arrivato già in fase di montaggio, abbiamo iniziato a lavorare. Quindi ti faccio un controesempio che è Alaska, per dirti, che ha una sonorità completamente diversa, e però io penso che debba legarsi poi, appunto, per questo ti dicevo, nel momento in cui tu sei, nel momento del montaggio, stai facendo la tua musica, vedi qual è l'apporto degli altri, e a quel punto, come dire, è lì che deve nascere l'estetica nuova del film. È lì che devi lavorare a questo punto. Tu prima ne hai parlato a proposito dell'importanza del montatore, no? Di quanto è importante questo ruolo. Vale anche ovviamente, immagino, il discorso sulla Dea Fortuna, credo, no? Sì. E secondo te, perché sono fresco di domande fatte a Patrizio Marone, adesso te le faccio, cioè faccio normalmente le domande al musicista, e il musicista mi parla del montatore croce e delizia come ruolo. Ecco, lo stesso lo dico a te, lo chiedo a te, qual è il montatore ideale per un musicista, o perlomeno per Pasquale Catalano? Esiste o va bene tutto? No, perché non esiste l'ideale. No, sentivo anche prima il discorso che facevate con Stefano, no, con Elena, che tra parentesi ringrazio, perché ieri hanno organizzato una cosa nella quale si sono massacrati, è stata veramente molto bella. È stato bello vedere che eravamo tutti insieme, senza star là a piangere, soprattutto senza stare, visto che siamo in un tema di polemiche, senza stare tutti quanti, diciamo, gli ultra anta, a pensare soltanto: se io non faccio il mio concerto con la mia orchestra, con la mia super cosa, il mondo non sopravviverà. Quindi drenando risorse, quindi rivolgendosi a concerti che abbiamo visto la settimana scorsa e continueremo a vedere, nel quale manca nel parterre, non so, Maria Antonietta o Luigi XIV, ma è fatto veramente per questa specie di medioevo. E io ho molta paura di questo, perché voi lo sapete, ma forse non lo sanno tutti, soprattutto i compositori hanno una catena sotto di loro. Oggi sono dei gestori di tutto quello che è, appunto, c'era Goffredo, dell'avere uno studio, dell'appaltare uno studio, avere degli orchestrali, cioè sono diventati degli imprenditori. Sono artisti, sono contemporaneamente gli artisti, io dico gli ingegneri del suono, gli ingegneri informatici, cioè devono avere delle competenze che vanno in tutto, ma soprattutto noi abbiamo la responsabilità di tante persone che suonano con noi, di tante persone che lavorano con noi. E questa filiera, nel momento in cui riprenderà, soprattutto nello spettacolo dal vivo, con più o meno il 10-15% di quello che si faceva prima, ci sarà un problema enorme, che tutti si sentiranno legittimati a dire: ok, allora niente più sussidi, perché avete ripreso a lavorare, e l'85% delle persone saranno alla fame. Certo.
Ora io sono un po' radicale, però dico sospendiamo, cioè a un certo punto fermiamoci, non si fa più niente, fino a quando non siamo sicuri, perché sono sicuro che a settembre succederà qualcosa di molto brutto. Però vedo questa grande foga, soprattutto da parte di grandi nomi, di grandi star, di grandi persone, che messo insieme, diciamo, al rinnovamento, soprattutto nel teatro italiano, che continua a mettere dei pensionati a dirigere strutture, che continua a mettere persone che chiamarle dall'estero, ultra settantenni a fare le cose, non vedo veramente dove andremo. A Milano Massimo lo sa benissimo. Che fa. E questo secondo me è un momento nel quale questo ci dobbiamo chiedere. Comunque, No, beh, lo sai che... ma questa cosa mi brucia molto. Ma guarda, ma siamo qui appositamente per parlare anche di queste cose qui. Un attore molto importante italiano col quale appunto ho lavorato più di una volta, ci siamo sentiti e mi ha detto: guarda, probabilmente io e te possiamo permetterci di stare un anno fermi, ma tutti quelli come noi che possono permettersi magari di stare anche 3 anni fermi sono quelli che scalpitano di più. Non so se senza rendersi conto del danno che possono provocare. Certo. Comunque io vedo che provocheranno. Guarda Pasquale, il discorso che fai è importantissimo. Io vedo una cosa che mi lascia però piacevolmente sorpreso, lo dico. A noi ci capita di parlare, a me e Massimo, con questo programma, con tantissimi compositori, musicisti, strumentisti, e abbiamo un po' il polso. E ti posso assicurare che mai come adesso vedo una consapevolezza del problema, cioè, e mai come adesso vedo la consapevolezza del problema che non c'è stato adesso con la pandemia, in realtà c'era già da prima. Adesso lo dico una parola bruttissima, slatentizzato, cioè nel senso è uscito fuori, ma in realtà le radici stavano dietro. E non c'è niente da fare. Noi possiamo parlare di film, di cinema, di arte, quanto ci pare, ma poi tac, di lì si rivà, perché è evidente che la situazione dei lavoratori dello spettacolo tutta è in questo momento in una situazione... Infatti faccio appunto un'altra cosa da citare. È il paradosso italiano per la musica. Noi ormai, diciamo, con il nuovo sistema dei conservatori, che è un sistema, diciamo, abbastanza assurdo, che si sta avvicinando a quello americano, per il quale se tu non hai già studiato privatamente, per qualcosa è difficilissimo accedere, mentre prima avevamo comunque la possibilità, cioè io non avevo avuto accesso al conservatorio oggi, da ragazzino. E adesso, ma oltre quello, che cosa facciamo? Abbiamo comunque, e li vedo un po' lavorandoci in certe situazioni, una quantità straordinaria di talenti. Che cosa fanno? Si diplomano, non trovano, si laureano, vogliamo dire, non trovano la possibilità di lavoro in Italia. Per fortuna non hanno più nessun legame nazionalistico di questo genere e vanno a lavorare all'estero. E paradosso finale, noi che facciamo le colonne sonore dobbiamo andare a Praga a cercare le orchestre. E ci troviamo i musicisti italiani, cioè capito? Andiamo in Macedonia, ci ritroviamo in questo modo perché non li abbiamo, perché poi ti dico la verità, questo ne parlo dal punto di vista qualitativo, perché ce le dobbiamo pure dire le cose. Le orchestre messe in piedi in Italia per fare queste cose non sono quelle che ti aspetti. Sì. Capito? Cioè, perché le persone che non lavorano insieme è impossibile che raggiungano la qualità che magari uno pretende in un certo lavoro. Mi stai parlando delle altre orchestre, quella di Praga, quella di Sofia, cioè stiamo parlando di orchestre che lavorano a manetta tutti i giorni in sostanza, quindi alla fine... Insieme, ma già se hai la fortuna di lavorare con l'Orchestra Sinfonica Nazionale di Torino, vedi che è un livello stratosferico. E certo, perché quelli sono sempre insieme, ovviamente. Con un'orchestra, ma prima la RAI aveva 4 orchestre, adesso ce ne sono solo. Vedi che le radici stanno dietro, cioè per me il paradosso è che la metà delle istituzioni mondiali, davvero, se andate a vedere il WSV, ha degli italiani nei consigli direzionali e tra i musicisti, e noi dobbiamo andare all'estero a fare le cose.
Guarda Pasquale, io vorrei avere una puntata intera per parlare con te, non solo dal punto di vista del tuo percorso artistico, ma anche di questo, perché è importante. Cioè, io penso che parlare, far capire anche, ad esempio, all'opinione pubblica delle cose molto semplici del nostro lavoro, far cadere degli stereotipi che ci sono, ovvero tu lavori nel cinema, quindi sei ricchissimo, e che vi assicuro che esistono e come, o siete una categoria privilegiata perché in fondo vi divertite, non è un vero lavoro, tutta una serie di pregiudizi che poi alla fine creano il fatto che la cultura viene considerata come non una priorità, ecco, diciamo così. È un hobby per tutti, la cultura. Diciamo che non una priorità. Insomma, quindi Pasquale, siccome ci sono tanti ospiti ancora che ci aspettano, io... Fatemi dire una cosa piccola. Prego. Vai. Di orgoglio, di doppio orgoglio rispetto ai nastri. Il primo è che su 11 candidature, 4 sono napoletani, 5. Lo sapevo che lo diceva. E sono molto felice. E la seconda cosa della quale, credetemi, sono molto felice, e io, come vedete, sono un ragazzino, sì, ma sono il più grande di queste 5 candidature. Un ragazzo di 7 anni che avrete con voi. Sì. In bocca al lupo a tutti. Ed è un secondo motivo d'orgoglio, che comunque... vedete che c'è tutto davanti. Guarda, è una domanda che io adesso farò a Ralph P, che non ho potuto fare a Nelson, ovvero se ci fosse qui il mio amico Renato Marengo, che non so se conosci, giornalista, critico e via dicendo, lui parla della corrente del Naples Power quando parla degli anni 70 e di quello che era Napoli. Per me, che io ero adolescente negli anni 70, Napoli è stato un punto di riferimento incredibile. Si pensi solo alla scuola dei cantautori, ma anche la nuova compagnia di canto popolare. Insomma, noi abbiamo avuto Roberto De Simone, che Roberto De Simone, cioè avete avuto in quel periodo qualche cosa di una ricchezza micidiale. Ecco, il vedere appunto i 3 candidati alla canzone originale di Napoli, il vedere tu, mi fa capire che forse c'è una sorta di risorgimento. Io penso che Napoli ha una continuità. Meno male. Da Salvatore Piscicelli in poi, il cinema napoletano ha sempre avuto anche la musica, parliamo pure di musica. Si è ospitato oppure si ha prodotto da solo, però lo vedete, è una specie di nuova, fa nazione a sé. E non lo dico in senso regionalistico, appunto, lo dico da internazionalista, non da regionalista. No? Diciamo che la New Wave partenopea, questi nastri d'argento, si fa sentire. Non c'è più new, old. No, ma è solo wave. C'è sempre stato. Infatti. A Napoli, e che continua a esserci, perché c'è anche un gran confronto. Ecco. Grazie Pasquale. Senti, poi ci vediamo per la monografica su di te. E parliamo anche un po' più dettagliatamente di tutto. Chissà quanti dischi e quanta roba di riforma. Io là mi metto proprio direttamente con la pila. Un vecchio arnese, diciamo. Va bene Pasquale, io spero a prestissimo di vederti qui per parlare proprio un po' di tempo. Da casa, Marco, è meglio. Sì, in effetti passo direttamente da casa. E vi collegate con me a Milano, così siamo a posto. Okay. Ciao. Allora, abbiamo Ralph P. Abbiamo Patrizio? Allora, no, Patrizio non c'è. Allora, io adesso facciamo una cosa, ti lascio parlare un po' con Ralph. Ok, che così tu vai a cercare Patrizio. Esatto, io però fammi salutare Raffaele Bonomo. Ciao Raffaele Bonomo. Ciao, senti, no, non si sente l'audio, devi attivarlo. Dai, che ce la facciamo. Questo momento di... No, non si sente. Aspetta, fammi vedere. Eppure si dovrebbe sentire. No, c'è perché lui l'audio ce l'ha attivo, ma non lo sentiamo. Ralph, come facciamo a non sentirti? Tu che canti? Guarda, è una deve essere una questione, una sciocchezza di impostazione. Vai a ricontrollare bene mentre passiamo magari a un altro
a un altro ospite? Infatti. Ok. Sì, dai. Okay. Allora, dunque, io vedo che Lele Marchitelli lo vedrei in linea, se però provi a telefonargli può darsi che riusciamo... ma dovrebbe essere, lui la sa che doveva collegarsi a quest'ora, quindi... Allora vediamo... sì, c'è. Allora lo colleghiamo, ok. Eccolo Lele Marchitelli. Ciao Lele! Anche se da sottopancia non sei Lele Marchitelli, ma Lele Maritelli, molto toscano. Lele Maritelli, aspetta, sarà un nome d'arte che hai messo adesso? Aspetta, questo è il momento degli ospiti che non si sente, neanche Lele si sente. Allora. Vediamo, Lele non si sente. Questo che è il bello della diretta. Pippo Baudo qui ci sguazzerebbe alla grande, veramente. Sarebbe... Questa è colpa nostra. Ok. Ci dobbiamo tagliare. Allora, facciamo una cosa. Ti mandiamo fuori dalla diretta e provi a vedere un attimo che succede alle impostazioni. Tanto è quello. Siamo noi, dice che siamo noi. Lui ci sente, ma noi non lo sentiamo. Non sentiamo il tuo microfono, però. Strano, però. Che cosa strana? Che cosa... Qui risulta tutto ok. Guarda, magari riesci un attimino, Lele, così magari ti cambia anche il nome, che diventa Marchitelli. Niente da fare. Proviamo con un altro, vediamolo, aspetta un attimo, io qui posso provare. Luis Siciliano, lo vedo, mi senti Luis? Ok, proviamo a vedere. Benissimo, buonasera. Luis Siciliano invece si sente. Buonasera. Allora guarda, ciao Luis. Ciao carissimo, un saluto a tutti, buona serata. Ciao. Adesso doveva essere l'ultimo ospite Luis, ma è diventato uno del mezzo. Ma essendo parlante, abbiamo gli altri che si sono ammutoliti, non sappiamo per quale motivo, poi vabbè, d'altronde abbiamo scelto anche di parlare con Luis perché Luis ha vinto il Nastro d'Argento nel 2006 per il film La febbre di Alessandro. Nel 2005, sì, però era l'edizione 2006 per il film del 2005. Bravo. La febbre di Alessandro Dalatri, che lì c'è tutta una musica originale con poi interventi anche di Giuliano San Giorgi, di Roy Pasci, di Fabio Barovero e di molti altri. Però le musiche erano di Luis Siciliano. Cosa che ti ricorda l'esperienza di aver vinto il Nastro d'Argento? Tra l'altro una delle tue prime colonne sonore, una delle tue prime esperienze come compositore di musica applicata alle immagini, quindi anche una roba abbastanza di un certo rilievo. Guarda, quello è stato un... Voi mi sentite? Sì, vai, tranquillo. Riuscite a sentire? Sì, poi sei anche così molto quasi bucolico in questo momento, quindi va bene. Sì, quello è stato un momento magico perché praticamente era un film corale nel quale io poi sono intervenuto solo alla fine perché erano alcune canzoni dei Negro Amaro che nessuno riconosceva ancora, che Alessandro aveva un po' scoperto, e poi c'era Roy Paci che aveva fatto tutta un'operazione con le bande, con i grandi compositori del primo Novecento, aveva preso tutti questi grandi compositori, aveva inciso queste musiche e praticamente Alessandro 3 giorni prima del film mi chiese di intervenire con diciamo una partitura originale con uno scoring vero e proprio 3 giorni prima di andare in sala mix. Non me lo posso mai dimenticare. E io da folle, più folle di lui, accettai, ma mai a pensare che potevo, insomma, arrivare lì al Nastro d'Argento. Era impensabile, era una cosa fuori da ogni schema, fuori da ogni cosa. Aspetta, fammi capire. In 3 giorni hai scritto l'intera colonna sonora? Alla fine? Aspetta che non ti sento a scatti, mannaggia. Ripeti.
Dicevo, in 3 giorni quindi hai scritto l'intera colonna Sì. sonora. Incredibile. E in 3 giorni ho dovuto scrivere una partitura complessa per un ensemble, insomma, un'orchestra di archi. Fortuna volle che io avevo tra i miei amici del conservatorio d'infanzia un po' tutte le prime parti di Santa Cecilia. E mi ricordo ancora che chiamai Gabriele Geminiani, primo violino, primo cello straordinario, e io ero in panico, gli dissi: Gabriele, mi devi aiutare, dobbiamo mettere su questa registrazione. E tutti gli studi erano tutti occupati, non c'era tempo di registrare. Sì, io avevo uno studio con una bella sala che usavano per il doppiaggio. Chiamai l'orchestra e riregistrai in questa sala, proprio. Ma quello è da scrivere veramente un racconto su questa cosa. Tra l'altro, poi, visto e considerato che il mio intervento arrivò quasi alla fine, i giornalisti che avevano ricevuto i credits non ebbero il mio nominativo, e io mi ricordo che in quell'occasione contattai il sindacato dei giornalisti, e devo dire che poi lì ho scoperto una persona incredibile, meravigliosa, unica, che è Riccardo Milani, che Sì, insomma, regista. lui era il segretario, ma un uomo straordinario, e lui mi disse: guarda, non ti preoccupare, in corsa aggiungiamo il nome, anche perché è l'unica musica originale del film. E quindi così andò. Ecco. Senti Luis, poco fa ne parlavamo anche con Marco insieme a Pasquale Catalano, a Nelson. Quest'anno i Nastri d'Argento hanno un'onda partenopea di autori che è veramente predominante, perché Pasquale Catalano come te, napoletano, e poi Nelson, poi c'è Raffaele Bonomo nell'arte Ralph P. Poi tra i candidati c'è anche, sempre per la miglior canzone originale, Liberato, sì. E tra l'altro, che cos'è questa sorta che in realtà chiamarla rinascita è errato, perché non è morta mai l'essenza musicale e la vivacità musicale campana, per quanto riguarda sia anche il rapporto con la musica tout court, ma anche con la musica applicata alle immagini. Cosa ritieni che ci sia questa sorta di magmatico effluvio partenopeo sonoro a questi Nastri d'Argento? Questi d'Argento vengono sempre, diciamo, selezionati da una giuria molto competente, diciamo, comunque da persone che hanno dedicato la loro vita alla critica, a quello che è, diciamo, il traghettare un certo sapere al pubblico. È molto importante, perché oggi, sai, siamo in un'epoca nella che tutti siamo dei tuttologi, tutti pensiamo di sapere tutto, tutti a volte ci arroghiamo anche dei diritti, che va bene, siamo in libertà, possiamo dire quello che vogliamo, però spesso e volentieri c'è un processo di banalizzazione che invece la critica, le riviste specializzate, gli addetti ai lavori, i giornalisti, eccetera, eccetera, fanno un po' da ponte, da medium. Quindi per me questo è un premio molto importante in Italia, è un premio importantissimo proprio per questo motivo, perché ci sono delle basi, chiamiamole ontologiche, chiamiamole di conoscenza, chiamiamole tecniche, chiamiamole estetiche, chiamiamole così. E quindi tutti i lavori che sono selezionati dei compositori sono tutti lavori di altissimo livello. Certo, sicuramente io personalmente amo molto la partitura di Marianelli, perché Marianelli ha quel quid, più che il quid, ha quella capacità che avevamo anche noi in Italia di costruire la soundtrack come si dovrebbe costruire,
con i suoi tempi, con i suoi budget. Molto importante la questione dei budget, perché i compositori che operano in Italia sempre di più devono lavorare con cifre inesistenti, devono moltiplicare i pani e i pesci senza avere nulla. Mi sono trovato tantissime volte praticamente davanti a editori che mi offrivano cifre che ci pagavo la corrente, e mi sono dovuto inventare delle cose, penso come me tanti. Quindi sì. diciamo... Questa purtroppo è una nota dolente, abbiamo perso Luis, è una nota dolente di questa, non attuale, ma di una roba veramente che esiste già da un bel po'. Luis, ci abbiamo perso, Luis. Purtroppo va e viene la linea. Ci senti? Non ci sente più. Non ci sente più. Luis, intanto ti ringraziamo perché abbiamo degli ospiti che dobbiamo intervistare già prima, che sono... Niente, intanto ti ringrazio di cuore. Ci sentiamo in un'altra occasione. Ci senti? Non ci sente più. Niente, ti mando un SMS. Grazie. Grazie. Ciao allora Luis Siciliano, che ha detto delle cose importanti peraltro. Sì, poi anche lui dedicheremo un monografico perché è un autore che ha tanto da dire e che ha già detto tanto. Assolutamente, però una cosa che ha detto adesso di importante è che a differenza di altri premi, Nastri d'Argento vengono assegnati dalla giuria composta dal sindacato, Sindacato Nazionale dei Giornalisti Italiani, Cinematografici Italiani, quindi stiamo parlando evidentemente di una giuria, insomma, che ha dei parametri e una cultura, insomma, esattamente specifica. Orecchio e occhi buoni. Allora, io direi di riprovare con Lele Marchitelli per vedere se tante volte nel frattempo è cambiato qualche cosa, perché mi piacerebbe proprio. Anche Raspi, Buonasera. Ciao Lele. Ciao. Meno male. Qual era? No, era colpa mia. Ok. Microfono interno, microfono degli auricolari. Vabbè. Tanto sei credo che sei in un altro... Non potevo fare una prova prima con voi, quindi ecco perché. Vai tranquillo. Ma questo diciamo che è bello della diretta, tranquillo. Tra l'altro sei in un altro continente, perché sei al mare, dove sei? Vicino a... No, sto a casa. A Roma. No, casa. Sta Roma, vedi la differenza, vedi quel cielo lì, quello è Roma, vedi Milano. Lo so, io oggi ho il cielo londinese. Voi dove siete? Con tutte le librerie come da copione. No, quelle librerie di dischi, queste sono dischi, non libri. Vabbè, librerie di dischi. Scaffali. Posso dire una cosa? Il fatto delle librerie è molto comodo come sfondo. Mi sono reso conto che è molto più triste il tinello. Io ce l'ho tutte basse, però, capito? Ce l'ho tutte basse, quindi mi sarei dovuto buttare per terra per questa cosa. Quindi... e non mandava. No, io abbiamo fatto interviste a persone, a compositori, autori, che dietro avevano un muro bianco, sembrava di stare in ospedale, o avevano, che ne so, un quadro con una tipo all'urlo di Munch, quindi non era molto bello, così almeno vitalizzato. Ma non quello vero. No, infatti. La stampa. Anche i pannelli, i pannelli per insonorizzare, che fanno però tanto Grande Fratello, in quel senso. Quindi... No, ma ognuno sta come sta, non è un gioco. Esatto. Allora, qui abbiamo un altro grande compositore, Lele Marchitelli, che tra l'altro col Nastro d'Argento è stato candidato ben 5 volte. No, 7. Aspetta, l'ho cannate tutte, me ne ho segnato. Allora, sono pure 8. Tanto guarda, quello è il minimo. Non è importante, su. Dai, hai ragione, perché che poi vai a cannare col compositore stesso è brutta. No, ma lui lo sa che io lo so, ma tanto... il problema è che ora vi faccio vedere perché ho cannato, perché sono scritti
ad eternum, per dirla proprio in maniera, sono scritti male i miei appunti, penso. La tua scaletta. No, Ma andiamo non avanti. è proprio un problema. Bravo. Infatti, dai. Dai, lei ha lavorato con Paolo Sorrentino a Grande Bellezza, loro, tra l'altro abbiamo avuto Elena Sofia Ricci che ci ha fatto commuovere perché ci ha raccontato Io ho sentito qualche cosa, ho sentito quando eravate collegati con loro. È stato veramente un momento molto commovente. Poi tu hai finito ultimamente The New Pop. Tra l'altro non mi è arrivato ancora il disco, quindi non lo posso fare vedere. Come ho fatto vedere. È uscito anche di New Pop il vinile? È uscito solo il vinile. Sì. Solo il vinile. Sì, okay. Perché a differenza il CD allora l'etichetta è la Milan Records. Sì. E non hanno, che poi Sony non ho neanche capito bene, ora è acquisita Sony, dalla Sony, esatto, e non lo fanno il CD, proprio non lo fanno. Quindi adesso quindi vinile e digitale, basta. Sì, solo quello. Perché The Young Pop era uscito in CD, invece che era ancora su etichetta. No, è uscito anche in vinile. Anche in vinile, giusto. Invece questa volta The Young Pop è solo in vinile. Mi piace questa cosa comunque. Se si ricomincia il fatto che le colonne sonore escono solo sul vinile non è male. Poi certo. Il problema fondamentale è che, soprattutto io lo parlo da collezionista qual sono, che comprare un LP oggi come oggi ti devi fare, per alcuni casi, ti devi fare un mutuo a parte perché arrivano a prezzi esorbitanti. Se è quello poi 180 grammi, no? Tutta quella retorica là. Comunque è vero, ma la Milan Records quasi non fa CD, fa quasi esclusivamente vinile. Sì, no, è vero. Per la cronaca. Allora, o vai tu, Massimo, o vado io? Perché io alla Marchitelli allora non c'ho un'ora di tempo perché sennò gli altri ci ammazzano. Però io allora per cominciare mi piacerebbe avere una puntata ospite te, così ti facciamo un bel terzo grado di quelli. Sottopongo a qualsiasi cosa, anche perché ho delle cose da dire molto diverse da un sacco di colleghi, quindi allora vogliamo infatti. Allora, mi devi dire se preferisci in questo tempo che abbiamo parlare di questioni, diciamo così, artistiche o invece riguardo le opinioni che hai visto. Oggi abbiamo parlato sì di cinema, sì di musica, ma poi gli argomenti andavano sempre poi a finire sullo stato d'agitazione che c'è adesso nel nostro mondo e quant'altro. Di che cosa vogliamo parlare? Adesso, a proposito di quello che hai appena detto, è chiaro che c'è una contingenza, dico importante, ma è poco importante, nel senso che è una cosa epocale, si potrà dire, no? In questi casi. Quindi è chiaro che questo coinvolge tutti, ma ovviamente adesso qui stiamo parlando dei lavoratori dello spettacolo in particolare, ma coinvolge anche il bar qui sotto, ovviamente coinvolge tutti, lavori dello spettacolo in maniera particolare, perché al bar ci vanno tutti, al cinema non ci vanno tutti purtroppo, e quindi eccolo lì che è penalizzata, diciamo, in maniera ancora più acuta. Questo va senz'altro detto. Soprattutto i bar sono riaperti, i cinema forse, però chissà quanta gente è disposta ad andare al cinema, questo è il vero discorso. Certo, e soprattutto anche con quali soldi, attenzione, perché tutte e due. È come i ristoranti, no? Perché se uno non lavora ci può andare al ristorante, adesso per dirla semplice. Quindi eccolo là che diventa tutto complicato. Comunque no, se volete parliamo anche di altro, perché questo hanno detto molto meglio di me le persone che mi hanno preceduto, Elena Sofia, Stefano e anche Pasquale, che ho sentito in maniera un pochino più accurata.
c'è qualcosa in particolare che pensi non sia stato detto comunque, oltre a quello No, a me piacerebbe parlare molto dell'aspetto artistico del compositore nella musica per il cinema, perché ho delle idee un po' diverse, ripeto, non migliori, perché le idee non sono mai, o raramente migliori o peggiori. No, nel senso che io penso che la musica applicata, come viene normalmente chiamata, è musica che serve a uno scopo, vale a dire che c'è una persona o due o tre, ma diciamo una, il regista, che ha passato 2 anni a scrivere una cosa, e dico 2 per dire che poi magari sono 3 o 4, poi ha passato 2 anni a cercare di mettere insieme, a montare, come si dice, il film, e poi ha passato un altro anno a girarlo e a montarlo, e chi sono io per dirgli che cosa deve fare? Non so se sì. mi spiego. Poi è chiaro la dialettica tra compositore e regista, certo che c'è, però io penso che il regista ha in testa quello che vuole fare, e parlo di quelli, insomma, i molti bravi che ci stanno, poi c'è chi pensa una cosa e dopo un minuto ne dice un'altra, un minuto dopo ne dice un'altra ancora, ma quello è un altro caso. Parlo dei la grande maggioranza, sono i registi che sanno quello che hanno fatto e cosa vogliono fare. E un'altra cosa è che la musica non deve ripetere quello che c'è nel film. Nel film ci sono i dialoghi, ci sono le facce, ci sono i costumi, c'è la scenografia, tutto quello che vediamo e sentiamo, e io non è che posso andare a mettere una cosa che ancora dice la stessa cosa che dicono tutte queste cose che ho detto. Dovrebbe, attenzione, è una cosa difficile, dovrebbe dire qualcosa che non è detto, né visto. Questo è, per me, proprio volendola ridurre in 4 frasi, come dovrebbe essere la musica per il cinema. Poi è evidente che tutto, cioè io non posso dire al regista questa musica che hai scelto è brutta, quella che ti dico io è bella, è giusta, perché non ho non dico l'autorità, perché allora il cinema è un lavoro di gruppo che c'è un capo, intanto, perché se tutti cominciassero a fare assemblea per dire come deve essere la scena, che l'attore che fa, va lì e dice io voglio dire questo, e no, non dice scritta una cosa, devi dire poi uno può dire senti che dici se la faccio così, allora quello è un altro tipo di rapporto, però se ti metti a cambiare i dialoghi no, è chiaro che il regista ti dice no scusa, ho passato 3 anni a scrivere sta roba. Guarda, ti dico che ci dice, guarda che dice uno spettatore. Vedi? Che non conosco, non lo conosco. Nemmeno noi. Quindi voglio dire, no, mi fa piacere, per carità. Quello che pensi evidentemente. Ma non credo di essere l'unico, non credo di essere. No, ma io condivido con Lele. Io condivido con Lele la sua discussioni con i registi. Diciamo. No, ma è vero, perché io non la ho mai musica avuto. Voglio dire, il regista dice io ci vedo questa cosa, me la può spiegare in 18 ore o in 1 minuto? Io o 1 minuto, 18 ore, credo abbia ragione lui, ovviamente se è uno degno di rispetto e di autorevolezza, no? L'autorità è un'altra cosa, non è che viene lì e ti dice l'ho detto io, si fa così e basta. Sì, può anche fare questo, dipende dal carattere, da come ci si rapporta, però io credo che l'autorevolezza di un regista è data da come gira, da quello che fa, da come monta, da tante cose, no? Dalla capacità, insomma, il rispetto che c'ha, insomma, poi nel tempo un'opera prima è una cosa, al 10° film sarà un'altra. Infatti io ti volevo fare una domanda a proposito, appunto, tu lavori da tempo con Sorrentino, a proposito di registi, voglio dire, ingombranti, nel senso che credo abbiano un peso notevole nell'ambito della lavorazione di un film. Assoluto. Ecco, e in particolare di lui mi incuriosisce una cosa che ti devo chiedere. Io ci ho scritto pure un libro sulla questione,
è evidente che di musica lui abbia una discreta cultura musicale, cioè anzi, almeno da è uno che sente 80 di quella roba che non vede. Ecco, allora io ad esempio nel film La grande bellezza, dove ci sono non so quanti punti musica con brani di repertorio, dalle canzoni al minimalismo sacro, eccetera, eccetera, di tutto. Ecco, la domanda che ti faccio è quel tipo di selezione è farina del suo sacco o fa parte di un lavoro? Ah, ok. Quindi... vi dico una cosa, che diciamo fatto 10, per dire, i pezzi di repertorio che ci sono, 8, forse pure 9 sono scritti in sceneggiatura. Quindi già pensati. Certo. Nel senso che lui spesso, questo dovrebbe dirvelo lui naturalmente, però spesso lui sente una musica e scrive una scena su quella musica, ovviamente che ha a che fare con quel film che sta facendo, scrivendo, no? Però i movimenti di macchina, i dialoghi, le cose sono spessissimo, anzi quando sono scritti in sceneggiatura sono tutti derivati dalla musica. E un'altra cosa tipica sua è che lui spesso sceglie dei pezzi, uso le virgolette, brutti, mi si passi l'aggettivo che non è adatto, o meglio, la spiego meglio, dei brani che se tu senti sono assolutamente, non so, straordinari, no? Che dici accidenti, che sì, qualche volta anche sì, però quando sono insieme alla scena quel pezzo è un altro. Certo. Diventa un'altra cosa e la scena diventa un'altra cosa e tutto quanto diventa, e questa è una capacità, non c'è verso. Forse mi è venuto in mente anche a che cosa ti riferisci, ma eviterò di... a tante cose mi riferisco, quindi ce ne dico una, va bene, ma ce ne sono tante di pezzi che se li senti da solo dici, ma che è sta roba? Ma io, lui lo sa, glielo dico, io glielo dico questo, lo sa, lui dice, sì, sicuramente, non c'è problema, se funziona per il progetto che c'ha in mente, perché c'ha in mente una cosa e non la dice nemmeno, se la tiene un po' lui, non lo sa nessuno quello che è in testa, pratica, cioè, insomma, esagero naturalmente, però insomma è chiaro che c'ha un'autorevolezza e una capacità di far fare quello che vuole a tutti, perché tutti lo rispettano, ma non perché è il capo, anche, ma quello viene proprio dopo. Si fa rispettare perché poi insomma non è uno che si arrabbia. Io non ho mai visto sul set un bestialito come tanti possono pensare, come tanti fanno, poi, per carità, questo fa parte del carattere, un altro discorso. Mi vedete? Che sto contro luce. Ma ti vediamo, tranquillo. Volevo diciamo autocitare una cosa che appartiene alla mia rivista Connessione.net, perché ho pubblicato tempo fa, credo alla fine dell'estate scorsa, un podcast dove c'è Lele che ho estrapolato una sua lezione fatta al Mercurio d'Argento a Carrara. Certo, mi ricordo benissimo. Che però era la tua spalla comica, perché in realtà non l'altro anno era, no? L'anno scorso. E io ho estrapolato questa ora e mezza di Lele che ha raccontato veramente di tutto e di più, poco la sua classe che è avrò detto anche queste cose che ho detto adesso. Quindi invito chi non ha ascoltato quel podcast ad ascoltarlo, perché è pieno di aneddoti, di curiosità ed è effettivamente poi nel connubio con Sorrentino vengono fuori delle cose incredibili. Io ancora me ne ricordo una, quella che ti disse ti ho messo quel pezzo che ti piaceva tanto, che piaceva tanto anche a me, ti ho mandato la scena, tu la sei andato a vedere e hai detto a Paolo, ma io Paolo non lo sento il pezzo. Come? Ti ho messo 3 secondi, come non l'hai percepito? È una roba del genere. Meraviglioso, abbiamo riso mezz'ora questa cosa qua. Se posso vi racconto in 30 secondi una cosa. Vai. Qualche mese fa ho fatto un podcast per un sito americano, cioè la Sony, in occasione dell'uscita del disco, mi ha detto vuoi fare questa cosa? Dico va bene, facciamola. Allora in inglese, e questo io lo parlo e va bene. Questa cosa è durata 45 minuti.
E è successo questo, che questa persona, siccome l'aveva fatto, che so, Thomas Newman, l'aveva fatto, chiunque l'aveva fatto, e dico, per carità, sono contento, lo faccio volentieri. Allora lui ha esordito, non mi ha detto niente prima, ha preso la tracklist del Papa, del New Pope, che sono 26 pezzi, e ha cominciato dal primo dicendo: ma questo pezzo, ovviamente siccome non sono tutti miei quelli che stanno lì, eppure se fossero stati tutti miei non sarei stato in grado di essere così esaustivo, ma pure di quelli che io non dico che non avevo mai sentito, ma più o meno, e dico: ma questo pezzo perché c'è? Vabbè, ho cominciato a improvvisare, e non so come ne sono uscito, sono dimagrito 3 kg, una cosa pazzesca, per dire. Questo è un terzo grado vero, allora. No, ma massacrato. Allora il primo, io ho detto: vabbè, guarda che non sono tutte scelte, anche, anzi soprattutto sono scelte che non ho fatto io, quindi mi chiedi delle cose che non ho proprio la consapevolezza. Niente, ha continuato fino ad arrivare al 26esimo. Io guardavo e io me li sentivo, perché non me li ricordavo a memoria, ovviamente, mentre lui faceva la domanda. Cioè, allora, track number 3, io al volo Spotify, cioè, sull'altro computer, lo mettevo e lo sentivo, così potevo dire qualche cosa, perché... ma vabbè, giuro, lo racconto perché una cosa faremo tutto il monografico su di te, così. Ma è ansiogena la cosa. Ma poi in inglese, che anche se uno lo parla, cioè, diciamo che non è proprio è una passeggiata. No, poi diceva: tanto io poi lo monto, poi tutto fatto col microfono come quello che c'hai te lì, cioè non con questo così, perché lui registrava tutto, poi prendeva e montava, era come se fossimo in diretta. Capito. No, guardate, vabbè, insomma, Vabbè, allora noi speriamo invece di averti, non faremo così, non ti faremo il terzo grado né niente, no, ma mi piacerebbe. Ma se lo facciamo in italiano fa anche ridere. Ma arriva il disco di New Pop, facciamo con il disco. Lo fate anche con altri, perché quello. No, tanto guarda, c'è tutto là, quindi siamo a posto. Abbiamo Sono pazzo di Disblog. Esatto, pure quello poi tutto in inglese. No, ma io ho tantissime curiosità da chiedere ma quando volete, basta che lo so un po' prima che mi organizzo. Volentieri. Ringraziamo Lele perché sei stato come al solito simpaticissimo, poi lui di aneddoti ne ha a iosa. E poi è illuminato dal Signore perché c'ha questa luce cristologica che lo sta colpendo noi siamo nel buio totale, lui è bellissimo. C'è il tramonto qua sul giardino. È molto Blues Brothers, no? La famosa ieri i Blues Brothers hanno fatto 45 anni ieri, Blues Brothers 45 anni ieri. Aspetta, sempre sia lodato, come si dice. Quindi va bene. Come 45? Non sono 45? 45 ieri. Per l'appunto, o ieri o oggi, comunque o ieri o oggi, credo oggi. Sì, non cambia molto, mi ricordo che l'ho visto al cinema, quindi appena uscito questo l'altro ieri l'hai visto, dai, è buono, vabbè. Dell'età, sì, l'altro ieri magari. Ho visto quando è uscito. Bene. Grazie Lele, grazie Massimo. A prestissimo. A presto. Grazie ancora. Ciao. Ringraziamo, prima di andare agli ultimi due ospiti, se ce ne abbiamo tutte e due, uno ce l'abbiamo sicuro perché l'altro mi sa che non sarà dei nostri perché aveva altre cose da fare e non è riuscito più a restare con noi. Allora, finiamo con un cantautore, con un rapper, che abbiamo già intervistato, Davide Donatello. Voglio ringraziare Vincenzo Tedeschi che ci segue da tanto e l'ha specificato. E mi scusi Vincenzo se ho detto che non lo conosciamo, in realtà lo conosciamo perché è un nostro fan. Però detto ciò, abbiamo finalmente... Allora, innanzitutto sentiamo se la voce c'è. Parla un po'. Buonasera Massimo. Ecco. Allora, ci mancava che dopo il messaggio che mi ha scritto ho risolto, andiamo qua e poi... Allora, comunque possiamo dire che finiamo col più giovane, ma quello che nonostante più giovane comincia a avere una certa esperienza in nomination, voglio dire, perché l'abbiamo incontrato su
su Davide Donatello, sempre per la stessa canzone. Senti, posso fare una domanda direttamente a te, perché non so se hai sentito Aleggia nell'aria, ovvero, allora noi vediamo questo risorgimento napoletano che si esprime in maniera importante, cioè peraltro io non lo vedo solo dalle nomination, ma lo vedo anche, lo sento ad esempio nel programma radio che faccio, Classic Rock con Renato Marengo, lo vedo, insomma. Secondo te c'è in questo momento una nuova aria a Napoli, cioè sembra come se ci fosse una nuova onda, una nuova scena musicale molto attiva, molto fertile? Guarda, secondo il mio punto di vista, se così fosse, io mi sono trovato in questa nuova area, diciamo così, di punto in bianco, non posso che essere felice di questa roba. Già ne abbiamo parlato la volta scorsa, insomma, quindi appunto io ho sentito una cosa che dicevi tu, Marco, prima, la Napolitan Power, no? Ho sentito Naples Power. Ho sentito la nuova compagnia di canto popolare, tra l'altro è una dei gruppi con il quale io mi sono, formato, perché io nasco, percussionista, e ho suonato tamburi a cornice e l'ho fatto ascoltando quella musica, quindi non c'è un brano della nuova compagnia di canto popolare che io non conosco, quindi in un certo senso mi esprimo in questo modo, insomma. Poi loro sono meravigliosi. Io ho sentito un concerto un paio d'anni fa qui a Roma, c'hanno una carica, ragazzi, c'hanno un'energia, mica è finita, ce l'hanno sempre, quindi e quindi io sono felice di più se la scena napoletana si rinnova, continua, vi passate il testimone l'uno con l'altro. Io sono ben felice perché è sempre un punto di riferimento fondamentale della nostra cultura. Quindi era questa la domanda. Senti, ti lascio la domanda a Massimo che sta lì che frigge. No, io frigo volentieri. No, anche perché poi dobbiamo andare anche a chiudere, perché abbiamo sforato veramente di mezz'ora. E mi dispiace perché solamente per inconvenienti tecnici, tra l'altro, poi. Ma Raffaele, diciamo che abbiamo già un po' commentato con te il tuo apporto al film, al Sindaco del Rione Sanità, che continua a dire film bellissimo, andatelo a vedere, andatelo a riscoprire, cercatelo perché è veramente meritevole di una visione e anche più di una. Cosa ti ha confermato questa seconda nomination a un premio importante come lo sono i Nastri d'Argento? Guarda, io penso di aver fatto un lavoro fondamentalmente attinente a quello che è il mio essere, cioè mi sta confermando, appunto, il fatto che ci sono speranze, in un certo senso, che io possa continuare per la mia strada senza snaturare, insomma, la musica che sento dentro, cioè non la mia musica, lo sai, non sono una persona, anzi, fondamentalmente cerco di trasmettere le emozioni che, insomma, vivo quotidianamente, così come ho fatto prima del sindaco, continuerò a fare dopo il sindaco. Anche se io sono in nomination anche ai Nastri d'Argento con un brano che fondamentalmente dice quello che fa il film, voglio dire, nel senso, prima parlavate di questo, ma quella è una roba che io, come già commentammo nella volta, cioè nella diretta scorsa, io scrissi quel brano in tournée, perché abbiamo fatto una tournée, io sono entrato in questa esperienza con Niente Nuovo, che è un brano che c'entra poco e niente con insomma, il film, nel senso, è stata bravura di Mario Martone, insomma, capire che forse dagli anni 60, qui è stato scritto, insomma, il testo del Sindaco di Rione Sanità al 2019, all'epoca, al 2018, non ci sta niente di nuovo, insomma, riguardo è stata quella la sua bravura, che ha pensato che potesse essere un buon brano da inserire in quel film. Mentre Rione Sanità è il brano con il quale sono stato candidato anche a Nastri d'Argento, è una cosa che scrissi in tournée, e lui stesso, appunto, quindi, come abbiamo appena detto, il regista è sovrano, voglio dire, sì, anche se si fa rispettare, nel senso, in particolar modo per la persona che è, non per l'autorità, per il ruolo autoritario che copre. Quindi sta roba, ecco, quando poi lo decide il regista non si parla più. Esatto. Senti, io ti faccio vedere, credo questo sia dedicato a te. Sì, è storico del mio quartiere, Enzo. Grande.
Senti, mi è venuto in mente prima, mentre intervistavamo Nero Nelson, che diceva che quanto è stato importante per lui vivere nel set, e lui diceva che faceva il runner nel set. Tu invece hai fatto un po' di più del runner. Ha fatto l'attore. Ha fatto l'attore direttamente. Quindi pensi che per un musicista stare nel set, perché mica tutti i musicisti ci stanno, è molto importante proprio dal punto di vista dell'ispirazione, del comprendere il più lavoro? Guarda, io penso sia importantissimo, perché io ho fatto la stessa cosa, però non sul set. Cioè, io scrissi le musiche mentre Mario metteva in scena lo spettacolo teatrale. Quindi metteva in scena, faceva qua ci vorrà una musica. Io tornavo a casa, pensavo a quella scena e provavo ad applicare quelle emozioni che lui stesso appunto mi trasmetteva mettendo in scena quella parte di spettacolo. Quindi io penso sia essenziale una roba del genere, anche se io ti ripeto l'ho fatto al teatro, però penso sia questo mi fa pensare anche a quello che diceva Stefano Mainetti e Elena Sofia Ricci, cioè che il musicista a teatro c'ha il contatto diretto con gli attori, col regista, e quindi è tutta un'altra cosa, no? Lo sai che è? Perché invece penso alla vita, ad esempio la mia, che molto spesso in post-produzione noi non vediamo proprio niente di quello che succede nel set, cioè stiamo proprio completamente staccati, e questo è un peccato. Anche l'empatia, viene a mancare l'empatia. Sì, perché ti manca un compositore è fondamentale. Ti manca un pezzo importante. Che io ho composto poi in seguito per il film, che è Man's Best Friends. Non so se vi ricordate la scena quando Francesco Di Leva va a prendere il cane al canile, e quella lì insomma venne in secondo momento, ma io stavo già sul set, cioè quella scena iniziava quindi ti è venuta lì, cioè l'hai pensata proprio in quel momento? A prendere forma la scena, c'era Francesco che usciva, andava a prendere il cane, e io là mi sono messo insomma e ho composto questa roba in base a quello che vivevo insomma, chiaramente. Quindi sì, penso sia bene. Raffaele, incrociamo. No, guarda, con Raffaele tanto ci vediamo alla prossima nomination. Sarai un ospite fisso del programma, quindi cerca di produrre parecchio, perché infatti. Allora, perché non c'è 2 senza 3 e la terza esatto. Speriamo bene, sono pure tornato alla base, quindi vedi. Infatti, grazie mille. Grazie della pazienza di aver aspettato fino alla fine. Grazie. Un abbraccio, ciao, tanti auguri. E abbiamo finito. Direi che è stata anche questa un bel tour de force, una bella scarpinata, piacevolissima, commovente, perché ho visto anche i commenti, si sono commossi in parecchi per quello che ha raccontato Elena Sofia Ricci. E quindi qui, ad esempio, infatti, Lorenza. Va bene, dai, è stato bello. Allora, i prossimi appuntamenti, come abbiamo detto, sono i monografici su Patrizio Marone, che purtroppo non è potuto essere qui con noi, su Gianni Ottaviani, e tanti altri ne verranno. Quindi speriamo soprattutto che Laura Delli Colli ci onori della sua presenza prima della serata finale appunto dei Nastri d'Argento, che sarà la prossima settimana. Sì. Arrivederci a tutti, ciao Massimo, grazie come al solito, voglio dire, ormai siamo dei maratoneti del web. Siamo i Pippo Baudo del web. No, i Pippo Baudo va bene, ciao a tutti. Ciao.